Buongiorno, benvenuti alla TG Sicilia. Le principali notizie. Vittoria, è un mistero il sequestro lampo del giovane di 17 anni che 24 ore dopo il rapimento si è presentato spontaneamente in questura in buone condizioni, accompagnato da un amico. Nessuna pista esclusa, ma neanche confermata. Mazzette nella sanità a Palermo, il commercialista di un'associazione che presta cure domiciliari ai malati di tumore e un dirigente dell'azienda sanitaria di Palermo arrestati in flagranza mentre si scambiavano denaro in ufficio. La Cassazione scarcera a Bollate Antonello Montante in attesa che un nuovo processo a Caltanissetta ricalcoli la pena che dovrà ancora scontare l'ex presidente degli industriali siciliani, condannato in via definitiva per corruzione. Catania, torta di compleanno con il viso di Trantino infilzato da una sciabola. Il video circolato sui social fatto rimuovere, individuati i responsabili. Il sindaco, stupida bravata. Il presidente di Abetnea, Franz Cannizzo, al prefetto. In città c'è un problema sicurezza che danneggia l'immagine e il turismo. Maltempo in Sicilia, Palermo crolla per la pioggia intensa il cornicione di una chiesa, ferita una turista. Intervento dei vigili del fuoco e 118. Nel capoluogo strade allagate e disagi per gli automobilisti. La denuncia da Palermo di Mete Associazione, abusi sessuali nei confronti di minori commessi durante i viaggi nei paesi in via di sviluppo. Crimini purtroppo in crescita da contrastare con più decisione. Tra Ribera e Caltabellotta nasce nell'Agrigentino un luogo di riconciliazione e rinascita, il Giardino della Pace in Europa. Calcio e Serie B nel pomeriggio, sfida al vertice fra Cesena e Palermo. In Serie C domani il Catania va a caccia di punti a Cerignola, rossazzurri a digiuno di vittorie da 3 turni. Ben trovati, andiamo a Vittoria per le ultime notizie sul sequestro lampo del giovane rapito giovedì sera in strada e presentatosi in questura ieri sera. In diretta da Vittoria c'è Eva Spampinato. A te, Eva. Sì, Michele, come hai detto tu, ci sono ancora tante ombre sul sequestro lampo o presunto sequestro di Gaetano Nicosia, il 17enne di Vittoria, che la sera di giovedì è stato prelevato da 4 uomini mentre si trovava in compagnia di 3 amici in una zona residenziale di Vittoria, il rione Forcone, dove stava trascorrendo la serata. Il ragazzo sta bene, ieri sera si è presentato spontaneamente in questura a Vittoria, accompagnato da un amico che lo aveva trovato per strada casualmente, dopo che il ragazzo Gaetano era stato rilasciato dagli uomini. Oggi al Palazzo di Giustizia di Ragusa, dove ci troviamo, la conferenza stampa convocata dal procuratore Francesco Puleio, che ha solo in sostanza confermato il fatto che stanno proseguendo le indagini, non si esclude nessuna pista, ma si smonta l'ipotesi del sequestro per estorsione, come sentiamo in questo servizio, e poi vi restituisco la linea allo studio. Per definire il caso si può parlare sempre di sequestro o di presunto sequestro? Come lo inquadrate? Diciamo che ancora non è il caso di dare delle definizioni, va bene? Quindi noi possiamo soltanto dire che le indagini non si chiudono qua. Ancora nessuna pista esclusa, ma si smonta con il passare delle ore quella del sequestro per estorsione. Nessuna richiesta di denaro è arrivata alla famiglia di Gaetano Nicosia, che sta bene e ieri sera si è presentato spontaneamente in questura a Vittoria, accompagnato da un amico che lo aveva trovato mentre vagava in strada. Almeno questo è quello che ha raccontato agli inquirenti dopo 24 ore di ricerche. Gaetano ha raccontato di non aver ricevuto alcuna violenza o percossa, di essere stato trattato bene, ma nessuna notizia è stata diffusa sul luogo del sequestro o presunto sequestro, è il caso di dire, perché le indagini continuano ancora a 360 gradi anche nell'ambito della vita e delle frequentazioni del giovane.
Il procuratore di Ragusa, Francesco Puleio, ha convocato una conferenza stampa in tribunale a Ragusa. La vicenda infatti ha provocato un grande allarme in tutto il territorio. Noi non abbiamo allo stato elementi per poter dire che ci sia stata una finalità di estorsione, perché non ci risulta da nessun atto processuale. Se dovesse emergere questo dato, il processo sarà di competenza della Procura distrettuale di Catania. I beni della famiglia non sono mai stati sequestrati e sono sempre rimasti nella disponibilità dei Nicosia. Non mi risulta che questa sia né una prassi né un obbligo, sono scelte investigative che si fanno sulla base delle emergenze del caso concreto. Le telecamere della zona del rione Forcone hanno ripreso i momenti del sequestro e le auto dei banditi, che poi sono fuggite. A lanciare l'allarme è stato uno dei 3 amici con cui Gaetano stava trascorrendo la serata. Ora a Palermo il commercialista di un'associazione che presta cure domiciliari ai malati di tumore e un dirigente dell'azienda sanitaria arrestati dalla squadra mobile mentre, l'accusa, si scambiavano denaro in ufficio. Maglio Viola. Corruzione in pratica sanitaria. Con questa accusa sono stati arrestati in flagranza di reato il direttore del Dipartimento Attività Sanitarie e Territoriali dell'ASP 6 di Palermo, Francesco Cerrito, e il commercialista Mario Lupo, rappresentante della SAMOT, associazione che gestisce le cure domiciliari per i malati terminali di tumore. L'arresto in flagranza è stato effettuato negli uffici dell'ASP di Palermo nel pomeriggio di venerdì ad opera di agenti della squadra mobile che tenevano sotto osservazione uno dei 2 indagati. L'operazione è scattata quando i poliziotti hanno assistito alla consegna di quella che hanno ritenuto fosse una mazzetta. Sull'inchiesta verte il massimo riservo. A condurre l'indagine sarebbe la squadra mobile sotto il coordinamento del sostituto procuratore Massimo Brandini. Nell'inchiesta sembra siano coinvolte anche altre persone, forse 6. I dettagli non vengono resi noti anche per effetto delle nuove disposizioni di legge in base alle quali, prima della formalizzazione delle contestazioni d'accusa, gli indagati devono essere ascoltati dal pubblico ministero. I 2 fermati in flagranza di reato sono stati trasferiti nel carcere di Pagliarelli, dove resteranno in attesa dell'interrogatorio da parte del PM e della successiva formulazione del capo d'accusa. Solo allora si potrà conoscere qualcosa in più dell'inchiesta, in attesa del successivo interrogatorio di garanzia da parte stavolta del giudice per le indagini preliminari, che dovrà convalidare gli arresti. In base alle poche notizie filtrate, Lupo stava consegnando una somma di denaro a Cerrito nel suo ufficio dell'ASP al momento del fermo. Antonello Montante torna in libertà. A 2 settimane dall'arresto dell'ex leader di Confindustria Sicilia, la Cassazione ha accolto il ricorso del legale disponendone la scarcerazione dal penitenziario di Bollate. Montante, condannato in via definitiva a 4 anni e 5 mesi per corruzione, si era costituito a inizio mese. La Procura Generale di Caltanissetta aveva messo in esecuzione la sentenza di arresto senza attendere il ricalcolo della pena disposto dalla Corte di Cassazione. Ora un nuovo processo a Caltanissetta dovrà stabilire la pena che Montante dovrà ancora scontare. Caltanissetta ancora, una donna accoltella il marito e si finge vittima di un'aggressione. Arrestata. Il servizio di Rita Cinardi. Aveva fatto accorrere i carabinieri fingendosi agitata e vittima di un'aggressione da parte del marito, ma alla fine ad aggredire era stata lei, con tanto di coltello l'uomo che nel frattempo si era fatto medicare in ospedale. Protagonista della vicenda, una donna nissena di 61 anni arrestata per il reato di maltrattamenti e condotta in carcere. A quanto pare non era nemmeno la prima volta che umiliava e aggrediva il marito. Quando i carabinieri sono giunti nell'abitazione della donna, hanno notato delle tracce di sangue tra l'ingresso e la cucina, ma la 61enne non aveva alcuna ferita sul corpo. Il sangue infatti era quello dell'uomo, colpito con un coltello da cucina da 32 centimetri, arma che la donna si era premurata di nascondere sotto il letto. Nel frattempo i carabinieri hanno anche visionato le immagini del sistema di videosorveglianza che confermavano un quadro che si delineava sempre più chiaro. Dapprima la donna avrebbe insultato il marito anche in presenza del figlio, a sua volta destinatario di offese e percosse, per poi finire per prendere il coltello e avventarsi su di lui. Dalle indagini è emerso che l'uomo, vittima di violenze psicologiche e fisiche mai denunciate, qualche mese prima aveva subito lo stesso tipo di aggressione. Catania, torta di compleanno con la faccia di Trentino infilzata da una sciabola. Il video, circolato sui social, ha fatto rimuovere individuati i responsabili. Il sindaco dice una stupida bravata messa in atto da gente già squalificata. L'intervista di Tonino De Manna.
Sindaco, una sciabola sul suo volto, per fortuna sulla torta, però è comunque un gesto inquietante. Beh, io la vorrei derubricare come una stupida bravata, potrebbe essere anche uno spot sugli effetti dissociativi della cocaina, perché si capisce che queste persone non erano in sé, quindi che poi loro pensano di fare una cosa carina, una cosa simpatica, prendendo a colpi di coltello una torta in cui c'è il volto del sindaco, la considero veramente sconsiderato, ma in ogni caso non è che mi preoccupi. So chi sono questi soggetti che in passato hanno provato a far parlare di sé pubblicando video in cui sniffavano cocaina durante il Covid come antidoto al virus, quindi è gente già squalificata, gente radiata dall'albo perché ahimè era mio collega quello col coltello in mano, però quello che mi fa piacere è registrare l'amicizia, la vicinanza, la solidarietà di tutta la parte sana della città, e questo è quello che conta. Purtroppo questa è l'altra faccia dei social, quella negativa. Sì, però guardiamola anche in altro senso, si sfogano in questo modo, tant'è che poi non ci sono degli elementi di preoccupazione rispetto alla vita normale, alla vita reale, perché oramai si sta creando questa dicotomia fra vita reale e vita sui social, quindi se serve a cercare un poco di popolarità attraverso qualche like in più, che lo facciano pure. Ma per una Catania più sicura servono più uomini e mezzi. Il presidente di Abetnea, Cannizzo, sollecita maggiori controlli e sottolinea: la sicurezza nel turismo non è un lusso. Tonino De Mana ancora. Servono più uomini, servono più mezzi, serve un'attenzione H24. Il presidente di Abetnea, Franz Cannizzo, si rivolge al prefetto di Catania, Signoriello, auspicando maggiori controlli in nome per conto della sicurezza alla luce di un'estate macchiata da troppo sangue. 2 morti evitabili, uno ad Ognina, l'altro in Corso Sicilia, per mano di abusivi, hanno indignato l'opinione pubblica, danneggiando l'immagine di Catania. E naturalmente il turismo a pagare il prezzo più salato. La sicurezza nel turismo non è un lusso, è una condizione necessaria affinché questa città possa essere vivibile con una buona reputazione e con i turisti che rimangono più tempo. Il turista che percezione ha di sicurezza di Catania? Iniziano a farsi dei pregiudizi, per cui si consigliano prima di partire. Ci hanno chiesto anche, ad esempio, se è vero che alcune zone durante il giorno, durante la notte possono essere pericolose o critiche. Noi cerchiamo naturalmente di smorzare i toni, paragonando un po' a tutte le problematiche che possono esserci in tutte le altre città del mondo. Abetnea, che rappresenta il mondo ricettivo extra alberghiero, sa cosa significa l'opinione del turista e basta poco per vanificare i tanti sforzi di questi anni. Noi dobbiamo lavorare per la nostra città affinché rimanga competitiva come lo è divenuta negli ultimi anni. C'è il rischio che il turista, una volta venuto a Catania, non venga per fatti in cui rimane coinvolto? Assolutamente sì, noi dobbiamo stare attenti a questo, perché il turista che è succube di un fatto, di un avvenimento, naturalmente tornato o in tempo reale addirittura oggi, inizia a diffondere delle voci che naturalmente colpiscono la nostra reputazione. Adesso il maltempo in Sicilia, le piogge sono molto intense, in particolare a Palermo, dove è anche crollata una parte del cornicione della chiesa di Santa Ninfa, ferita una turista. Poi strade allagate e disagi per gli automobilisti del capoluogo. Marco Gullà. Temporali, allagamenti e disagi, il maltempo avvolge la Sicilia, in particolare Palermo. Si è rischiata anche la tragedia ieri sera a causa della caduta di calcinacci in via Macheda. Si è staccata una parte del cornicione della chiesa di Santa Ninfa dei Crociferi. I calcinacci caduti per strada hanno ferito una turista di 62 anni, trasportata all'ospedale policlinico dai sanitari del 118. Il crollo è avvenuto sotto gli occhi di decine di turisti che in quel momento si trovavano lungo la zona pedonale. E poi allagamenti in diverse zone del capoluogo. Qui siamo nella zona del porto, poi via Messina Marine, strade che diventano fiumi praticamente impercorribili. Disagi per gli automobilisti rimasti in panne anche per diverse ore. Un forte acquazzone ha investito anche Agrigento, poi pioggia ma non intensa a Catania, maltempo che perdurerà per tutta la giornata di oggi con allerta gialla in diverse fasce dell'isola. Da domani la pioggia interesserà principalmente la zona orientale, le temperature saranno prettamente autunnali, ormai titoli di coda per l'estate.
Oggi, 27 settembre, malgrado il tempo, è la giornata mondiale del turismo, che ormai è anche un'opportunità di sviluppo sostenibile. Ma c'è un turismo che non si vorrebbe raccontare ed è quello dei viaggi sessuali, che vede purtroppo vittime minori e bambini. Un dato con numeri pesanti, come denuncia Mete Associazione da Palermo. Servizio di Orazio Longo. Partiamo dal nome delle cose, turismo sessuale, due termini che sembrano essere proprio in contrapposizione. Se poi a questi due termini aggiungiamo anche infantile, minorile, allora diventa chiaro che di orrore stiamo parlando, non di turismo. Un orrore che però corre sotto traccia, nel silenzio di tanti. I dati dell'Organizzazione Mondiale del Turismo registrano un flusso di 3 milioni di persone all'anno che viaggiano diretti verso i figli della guerra e della miseria, abusando dell'umano, sfruttando la povertà economica e sociale. Gli italiani sono tra i primi al mondo a partire con la finalità dell'abuso sessuale minorile, come spiega Mete Associazione. Tutto questo è inaccettabile, tutto questo è pedofilia tollerata. Iniziamo con le organizzazioni che presiede un impegno fittissimo a livello nazionale e internazionale chiedendo collaborazione non semplice, perché quando ci troviamo di fronte a dei business molto ma molto forti le collaborazioni vengono meno. Il business dei viaggi sessuali minorili è il terzo nel mondo dopo quello delle armi e della droga. L'abuso inizia da bambini con età sin dai 5 anni. Esistono agenzie di viaggio specializzate in questo tipo di organizzazione e tra i clienti sono in crescita pure le donne. Il dato parla di 2 su 10. Partire per abusare i bambini è un crimine contro l'umanità. La definizione turismo sessuale noi la contestiamo. Il turismo è un fatto bello, non lo si può associare agli abusi sessuali. Tra Ribera e Cartabellotta, nell'Agrigentino, tra natura e memoria, nasce un luogo di riconciliazione e rinascita, il Giardino della Pace d'Europa. Davide Sardo. È un sogno che diventa realtà, un simbolo di bellezza e rinascita. Tra Ribera e Caltabellotta, nell'Agrigentino, al belvedere del castello di Poggiodiana, è nato il Giardino della Pace. Un luogo suggestivo, sospeso tra storia e natura, che si affaccia sulla vallata del Verdura e invita alla riflessione e al dialogo. Un progetto europeo inserito nel dossier di Agrigento Capitale della Cultura 2025, frutto della collaborazione tra giovani architetti e studenti siciliani e un gruppo di garden designer francesi di fama internazionale. In questo modo i ragazzi hanno avuto occasione di sperimentare sul campo il valore di un sito, la sua bellezza, il suo spazio, le possibilità di uso ed anche imparare a realizzare concretamente quello che solitamente progettiamo in aula. 3 piattaforme in legno di abete si affacciano sulla vallata, un invito a fermarsi, pensare, respirare. Parliamo della pace, parliamo di un luogo di riflessione, di rigenerazione per certi aspetti e quindi in questo momento che siamo tutti alla disperata ricerca di una pace che speriamo sopraggiunga quanto prima per tutti i teatri di guerra che abbiamo attivi. Oggi quel linguaggio parla anche siciliano, tra i colori, i profumi e la luce di Ribera prende forma un messaggio di fratellanza e speranza destinato a durare nel tempo e a far innamorare i visitatori di ogni parte del mondo. Bene, è il momento della nostra pausa, tra poco per il calcio la sfida al vertice fra Cesena e Palermo e domani Catania in campo a Cerignola. Pochi minuti e ci ritroviamo. Grazie. Calcio in campo nel pomeriggio il Palermo, sfida tra capoliste, al Manuzzi c'è il Cesena. Inzaghi perde Ranocchia, il tecnico però è fiducioso. Faremo una grande partita. Marco Gullà. Scontro al vertice è quello in programma oggi pomeriggio al Manuzzi tra Cesena e Palermo, entrambe prime in classifica, 10 punti, il match di oggi può già regalare le ali a chi vince. Il Palermo, archiviata l'eliminazione dalla Coppa Italia, vuole proseguire la sua marcia in campionato, finora 3 vittorie e un pareggio e un solo gol subito, numeri importanti. Partita bella, tosta, andiamo su un campo complicato, ma insomma, siamo consci delle nostre forze, insomma, non mi sorprende vedere il Cesena in quella posizione. Secondo me ha fatto una squadra molto intelligente, sono stati bravi, hanno un ottimo allenatore, sicuramente uno dei migliori per la categoria.
per cui però sappiamo della nostra forza e cercheremo di andare a fare come sempre una grande partita. Out Ranocchia ne avrà per circa 20 giorni, spazio probabilmente a Gomez assieme a Segre nella fascia centrale del campo. Brunori e Palumbo scalpitano per una maglia da titolare, poi Giampaolo, dopo aver riposato in Coppa, si riprende il posto. Una partita dura, ma sai, in Serie B sono tutte difficili. Noi dobbiamo andare consci della nostra forza, veniamo da 2 grandi vittorie, dobbiamo dare continuità di risultato. Abbiamo una rosa all'altezza, per cui ci vorrà chiaramente, come sempre in Serie B, per vincere ci vorrà la miglior Palermo possibile. Al Manuzzi oltre 1300 tifosi rosanero presenti, sarà esodo. Vigilia di Cerignola a Catania è la seconda trasferta consecutiva per i rossazzurri che cercano il ritorno ai 3 punti dopo 3 gare senza vittoria. In attesa delle parole di Toscano sembra che il tecnico possa riproporre dal primo minuto Donnarumma. Ballottaggio in mezzo tra Acquaini e Corbari e sulla 3/4 scalpita Stoppa. Francesco Triolo. Cercasi Catania 1.0, quello delle prime 3 giornate, quello della difesa ermetica e della capacità di affondare i colpi contro gli avversari, sprazzi di quel Catania brillante, tambureggiante che non concede respiro. Si sono visti a Trapani mercoledì nel primo derby siciliano in cui i rossazzurri hanno costruito tanto e sprecato altrettanto. Domani la seconda trasferta consecutiva in 4 giorni porterà i ragazzi di Mimmo Toscano ad affrontare quel Cerignola, reduce dalle imprese in rimonta in casa della capolista salernitana. L'infrasettimanale ha consegnato al tecnico spunti importanti, soprattutto sullo stato di forma di alcuni giocatori, e Toscano potrebbe anche tenerne conto nel definire l'11 titolare per la gara di domani. Lunetta dovrebbe essere confermato tra i titolari con Cicerelli, ma non è escluso che possa fare coppia sulla 3/4 con Stoppa. In mezzo l'idea di partenza è quella di Corbari e di Tacchio insieme dal via, ma Quaini resta un'alternativa concreta. Per il resto dovrebbe tornare Donnarumma dal primo minuto sulla corsia di sinistra, da valutare il possibile ritorno tra i convocati di Caturano. Attenzione al Cerignola, la squadra pugliese già lo scorso anno ha sorpreso tutti assestandosi nelle zone altissime della classifica in vetta ad un certo punto, e quest'anno, persi alcuni giocatori chiave del valore di Capomaggio e Salvemini, ha puntellato il gruppo con elementi come Emmausso, un ex, e Cretella, ex Messina, che lo scorso anno ha conquistato la Serie B con il Padova. Noi ci fermiamo qui, grazie per averci seguito, l'appuntamento per altre notizie alle 20. Buon pomeriggio.